Buongiorno carissime amiche, buongiorno carissimi amici, spero che stiate tutti bene, che sia una bella giornata per tutti. Sono contenta di essere ancora qui con voi e riprendiamo la lettura del nostro libro Cuore. E l'episodio che vi leggo adesso si intitola La lotta. C'era da aspettarsela. Franti, cacciato dal direttore, volle vendicarsi e aspettò Stardi a una cantonata dopo l'uscita dalla scuola, quando egli passa con sua sorella, che va a prendere ogni giorno a un istituto di via Dora Grossa. Forse ricorderete che Stardi era quel ragazzo, quel compagno di scuola di Enrico, che aveva detto al direttore che era stato Franti a lanciare un sasso che aveva rotto una vetrata. Quindi adesso Franti vuole vendicarsi di Stardi. Ecco quel che accadde. Franti, col suo berretto di tela cerata schiacciato su un orecchio, corse in punta di piedi dietro a Stardi per provocarlo e diede una strappata alla treccia di sua sorella, una strappata così forte che quasi la gettò per terra. La ragazzina mise un grido. Suo fratello si voltò. Franti, che è molto più alto e più forte di Stardi, pensava: o non fiata o lo riempirò di botte. Ma Stardi non stette a pensare e, così piccolo e tozzo com'è, si lanciò d'un salto su quel grandone e cominciò a buttargli fior di pugni. Ma era troppo piccolo e ne prendeva più di quelli che ne desse. Nella strada non c'erano che ragazze, nessuno poteva separarli. Franti lo buttò in terra, ma quegli su subito e addosso da capo, e Franti picchia da matti. In un momento gli strappò mezz'orecchia, gli ammaccò un occhio, gli fece uscir sangue dal naso. Ma Stardi duro ruggiva: mi ammazzerai, ma te la faccio pagare. E Franti giù, calci e ceffoni, e Stardi sotto. Una donna gridò dalla finestra: bravo il piccolo! Altre dicevano: è un ragazzo che difende sua sorella. Coraggio, dagli le sode! E gridavano a Franti: prepotente, vigliacco! Ma Franti pure s'era inferocito. Fece lo sgambetto. Stardi cadde ed egli gli fu addosso. Arrenditi! No! Arrenditi! No! Ed un guizzo Stardi si rimise in piedi, avvinghiò Franti alla vita e con uno sforzo furioso lo stramazzò sul selciato e gli cascò con un ginocchio sul petto. Ah, l'infame ha un coltello! Gridò un uomo accorrendo per disarmare Franti. Ma già Stardi, fuori di sé, gli aveva afferrato il braccio con due mani e dato al pugno di Franti un tal morso che il coltello gli era cascato e la mano gli sanguinava. Altri intanto erano accorsi, li divisero, li rialzarono. Franti se la dette a gambe, malconcio, e Stardi rimase là, graffiato in viso, con l'occhio pesto, ma vincitore, accanto alla sorella che piangeva, mentre alcune ragazze raccoglievano i libri e i quaderni sparpagliati per la strada. Bravo il piccolo, dicevano intorno, che ha difeso sua sorella. Ma Stardi, che si dava più pensiero del suo zaino che della sua vittoria, si mise subito a esaminare uno per uno i libri e i quaderni, se non c'era nulla di mancante o di guasto. Li ripulì con la manica, guardò il pennino, rimise a posto ogni cosa e poi, tranquillo e serio come sempre, disse a sua sorella: andiamo presto, che ho un problema di 4 operazioni. Adesso vi leggo un altro episodio che si intitola I parenti dei ragazzi. Questa mattina c'era il grosso Stardi padre ad aspettare il figliolo
per paura che incontrasse Franti un'altra volta. Ma Franti dicono che non verrà più, perché lo metteranno in un'altra scuola. C'erano molti parenti questa mattina. C'era fra tutti il rivenditore di legna, il padre di Coretti, tutto il ritratto di suo figliolo, svelto, allegro, coi suoi baffetti aguzzi e un nastrino di 2 colori all'occhiello della giacchetta. Io li conosco già quasi tutti, i parenti dei ragazzi, a vederli sempre lì. C'è una nonna curva con la cuffia bianca che piova o nevichi o tempesti, viene 4 volte al giorno a accompagnare e a prendere un suo nipotino di prima superiore e gli leva il cappotto, glielo infila, gli accomoda la cravatta, lo spolvera, lo riliscia, gli guarda i quaderni. Si capisce che non ha altro pensiero, che non vede nulla di più bello al mondo. Anche viene spesso il capitano d'artiglieria, il padre di Robetti, quello delle stampelle, che salvò un bambino dall'omnibus. E siccome tutti i compagni del suo figliolo, passandogli davanti, gli fanno una carezza, egli a tutti rende la carezza o il saluto. Non c'è caso che ne scordi uno. Su tutti si china e quanto più son poveri e vestiti male, e più pare contento e li ringrazia. Alle volte pure si vedono delle cose tristi. Un signore che non veniva più da un mese perché gli era morto un figliuolo e mandava a prender l'altro dalla fantesca, tornando ieri per la prima volta e rivedendo la classe, i compagni del suo piccolo morto, andò in un canto e ruppe in singhiozzi con tutte e 2 le mani sul viso. E il direttore lo pigliò per un braccio e lo condusse nel suo ufficio. Ci sono dei padri e delle madri che conoscono per nome tutti i compagni dei loro figliuoli. Ci sono delle ragazze della scuola vicina, degli scolari del ginnasio che vengono ad aspettare i fratelli. C'è un signore vecchio che era colonnello e che quando un ragazzo lascia cascare un quaderno o una penna in mezzo alla strada, gliela raccoglie. Si vedono anche delle signore ben vestite che discorrono delle cose della scuola con le altre, che hanno il fazzoletto in capo e la cesta al braccio e dicono «Ah, è stato terribile questa volta il problema». Oppure «C'era una lezione di grammatica che non finiva più questa mattina». E quando c'è un malato in una classe, tutte lo sanno. Quando un malato sta meglio, tutte si rallegrano. E appunto questa mattina c'erano 8-10 signore e operai che stavano attorno alla madre di Crossi, l'erbivendola, a domandarle notizie d'un povero bimbo della classe di mio fratello, che sta di casa nel suo cortile ed è in pericolo di vita. Pare che li faccia tutti uguali e tutti amici la scuola. Adesso vi leggo un altro episodio che si intitola Il numero 78. Vidi una scena commovente ieri sera. Erano vari giorni che l'erbivendola, ogni volta che passava accanto a De Rossi, lo guardava con un'espressione di grande affetto, perché De Rossi, dopo che ha fatto quella scoperta del calamaio e del prigioniero numero 78, ha preso a benvolere il suo figliuolo Crossi, quello dei capelli rossi e del braccio morto, e l'aiuta a fare il lavoro in scuola, gli suggerisce le risposte, gli dà carta, pennini, lapis. Insomma, gli fa come un fratello, quasi per compensarlo di quella disgrazia di suo padre che gli è toccata e che egli non sa.
Erano vari giorni che l'erbivendola guardava Derossi e pareva gli volesse lasciare gli occhi addosso, perché è una buona donna che vive tutta per il suo ragazzo. E Derossi, che glielo aiuta e gli fa fare bella figura, Derossi, che è un signore e il primo della scuola, le pare un re, le pare un santo. Lo guardava sempre e pareva che volesse dirgli qualcosa e si vergognasse. Ma ieri mattina, finalmente, si fece coraggio e lo fermò davanti a un portone e gli disse: «Scusi tanto lei, signorino, che è così buono, che vuol tanto bene al mio figlio. Mi faccia la grazia d'accettare questo piccolo ricordo d'una povera mamma». E tirò fuori dalla cesta degli erbaggi una scatoletta di cartoncino bianco e dorato. Derossi arrossì tutto e rifiutò, dicendo risolutamente: «La dia al suo figliolo, io non accetto nulla». La donna rimase mortificata e domandò scusa balbettando: «Non pensavo mica ad offenderla, non sono che caramelle». Ma Derossi ridisse di no, scrollando il capo. E allora, timidamente, essa levò dalla cesta un mazzetto di ravanelli e disse: «Accetti almeno questi, che son freschi da portarli alla sua mamma». Derossi sorrise e rispose: «No, grazie, non voglio nulla. Farò sempre quello che posso per Crossi, ma non posso accettare nulla, grazie lo stesso». «Ma non è mica offeso?» domandò la donna ansiosamente. Derossi le disse di no, no, sorridendo, e se ne andò, mentre essa esclamava tutta contenta: «Oh, che buon ragazzo! Non ho mai visto un bravo e bel ragazzo così!» E pareva finita. Ma eccoti, alla sera alle 4, che invece della mamma di Crossi s'avvicina al padre con quel viso smorto e malinconico. Fermò Derossi e dal modo come lo guardò capii subito che egli sospettava che Derossi conoscesse il suo segreto. Lo guardò fisso e gli disse con voce triste e affettuosa: «Lei vuol bene al mio figliuolo. Perché gli vuole così bene?» Derossi si fece color del fuoco nel viso. Egli avrebbe voluto rispondere: «Gli voglio bene perché è stato disgraziato, perché anche voi, suo padre, siete stato più disgraziato che colpevole e avete espiato nobilmente il vostro delitto e siete un uomo di cuore». Ma gli mancò l'animo di dirlo, perché in fondo egli provava ancora timore e quasi ribrezzo a quell'uomo che aveva sparso il sangue d'un altro ed era stato 6 anni in prigione. Ma quegli indovinò tutto e, abbassando la voce, disse all'orecchio di Derossi, quasi tremando: «Vuoi bene al figliuolo? Ma non vuoi mica male, non disprezzi mica il padre, non è vero?» «Ah, no, no, tutto al contrario», esclamò Derossi con uno slancio dell'anima. E allora l'uomo fece un atto impetuoso, come per mettergli un braccio intorno al collo, ma non osò, e invece gli prese con 2 dita uno dei riccioli biondi, lo allungò e lo lasciò andare. Poi si mise una mano sulla bocca e si baciò la palma, guardando Derossi con gli occhi umidi, come per dirgli che quel bacio era per lui. Poi prese il figliuolo per mano e se ne andò a passi lenti. Adesso vi leggo un altro episodio che si intitola Un piccolo morto. Il bimbo che sta nel cortile dell'erbivendola, quello della prima superiore, compagno di mio fratello,
È morto. La maestra del Cati venne sabato sera, tutta afflitta, a dar la notizia al maestro, e subito Garrone e Coretti si offessero di aiutare a portar la cassa. Era un bravo ragazzino, aveva guadagnato la medaglia la settimana scorsa, voleva bene a mio fratello e gli aveva regalato un salvadanaio rotto. Mia madre lo accarezzava sempre quando l'incontrava. Portava un berretto con 2 strisce di panno rosso. Suo padre è facchino alla strada ferrata. Ieri sera, domenica, alle 4:30, siamo andati a casa sua per fare l'accompagnamento alla chiesa. Stanno al piano terreno. Nel cortile c'erano già molti ragazzi della prima superiore con le loro madri e con le candele. 5 o 6 maestri, alcuni vicini. La maestra della penna rossa e la del Cati erano entrate dietro e le vedevamo da una finestra aperta che piangevano. Si sentiva la mamma del bimbo che singhiozzava forte. 2 signore, madri di 2 compagni di scuola del morto, avevano portato 2 ghirlande di fiori. Alle 5 in punto ci mettemmo in cammino. Andava innanzi un ragazzo che portava la croce, poi un prete, poi la cassa, una cassa piccola piccola, povero bimbo, coperta d'un panno nero, e c'erano strette intorno le ghirlande di fiori delle 2 signore. Al panno nero, da una parte, avevano attaccato la medaglia e 3 menzioni onorevoli che il ragazzino si era guadagnate lungo l'anno. Portavano la cassa Garrone, Coretti e 2 ragazzi del cortile. Dietro la cassa veniva prima la del Cati, che piangeva come se il morticino fosse suo. Dietro di lei le altre maestre e dietro le maestre i ragazzi, alcuni fra i quali molto piccoli, che avevano dei mazzetti di viole in una mano e guardavano il feretro stupiti, dando l'altra mano alle madri che portavano le candele per loro. Sentii uno che diceva: «E adesso non verrà più alla scuola». Quando la casta uscì dal cortile, si sentì un grido disperato dalla finestra. Era la mamma del bimbo, ma subito la fecero rientrare nelle stanze. Arrivati nella strada, incontrammo i ragazzi d'un collegio che passavano in doppia fila. E visto il feretro con la medaglia e le maestre, si levarono tutti il berretto. Povero piccino! Egli se ne andò a dormire per sempre con la sua medaglia. Non lo vedremo mai più, il suo berrettino rosso. Stava bene, in 4 giorni morì. L'ultimo si sforzò ancora di levarsi per fare il suo lavorino di nomenclatura e volle tenere la sua medaglia sul letto per paura che gliela pigliassero. Nessuno te la piglierà più, povero ragazzo. Addio, addio. Ci ricorderemo sempre di te alla sezione Barretti. Dormi in pace, bambino. Bene, questa lettura è stata un po' triste, però fa parte della vita, è così. Ci sono le cose belle, i giorni felici, ci sono i giorni tristi. Spero che per voi questo sia un giorno felice. Spero che stiate tutti bene, che possiate passare una bella giornata, spero che siate sereni, vi saluto, ci rivedremo presto per una prossima lettura e come sempre vi abbraccio tutti con tanto affetto. A presto, cari amici.